Allora speriamo che questa macchina funziona perché non vuole manca brodo. Io la devo aspettare, forse sarà la batteria. Ha problemi nella macchina? Signor Giacomino, salve! Casa Citronello! Che bello, Si raffredda, quando si raffredda non adduma. A caldo che va, a caldo. Quando è calda... Sì, quando, certo, vabbè. Sì, quando è fredda poi ha problemi nel partire. Sì, quando è calda la lavora. Forse sarà la batteria, aspetta un attimo. Sì, ma la batteria, dov'è la batteria? Ma è sicuro che è lì la batteria? Non la vedo perché sono ciecato. E allora arriva lì con la chiave, lei smonta tutto. E dall'altra parte la batteria. Più in là, più in là. Forse non ce n'è batteria. Questa Come non ce n'è? No, ma che elettrica? Sicuramente forse a Sanza. Com'è? A Sanza, quella che cos'è? A carburante, non lo so come funziona questa macchina. Basta, non mi interessa se vuole funzionare. Santina, andiamo a partire perché sennò poi fa buio e a camarata non si vede più. Giacomino, Giacomino. Eccola, è pronta. Sì, pronta sono. Signora, scusi, è mezz'ora che suo marito l'aspetta. Sale, perché praticamente... Sono arrivato, Giacomino, sì. Eccola qua. Ah, finalmente. È arrivata sua moglie. Sì, mi sono truccato. È una mezz'ora che cerco di fare accendere questa macchina perché non ne mangia manco, non ne vuole manco un po'. Vedo che si è vestita per la festa, E capito che funziona sullo sportello. Si è rotto lo sportello. È tutta No, non dica queste cose. Ma gli dico di cambiarsela, Homer. Chiuda lo sportello. Non funziona. C'è la piastrina. Ma cosa ne capisce lei? No, come quella che si mette per un bypass. Sì, vabbè. Non funziona. È un pass. Un pass completamente. Cioè, ci deve fare il bypass. Santina, sei salita. Finalmente si è chiuso. Io mi sono fatta bella perché praticamente ogni tanto... vedo che c'ha il vestito quello della festa. Sempre questo mi metto. Infatti, sempre. Sì, perché è l'unico che mi piace. Sì, sembra Puffetta, che nell'armadio c'ha tutti gli abiti uguali. No, sì, come la Puffetta, come dice. Ma che sta dicendo? Mi piace questo, me lo metto, perché me lo sono comprato con tutto al centro commerciale. Io, guarda, settimanalmente io una passeggiata a mia moglie gliela faccio fare, perché gliela devo fare al rifrescare. Sì. E allora, Giacomino, di frutta che cosa hai preso? Melone? Andiamo a mangiare questo melone. No, non mi piace. Questo melone, non spacchiamo e non mangiamo. Se no ci spacco la testa, ci spacco questo melone in testa e non mangiamo. No, tu lo sai che mi scioglie, mi scioglie lo stomaco. Santina, te mangi il melone? Il melone giallo, a me piace quello rosso. Le piace quello rosso? Sì, mi piace il melone d'acqua. Il melone d'acqua? Sì, perché io una macchina d'acqua. No, non dica queste cose. E poi cacche, guarda. Come? Ma cosa dice? No, è che mangia le cacche, guarda. Mi faccia vedere che non si vedono. Cacche tu e cacche io e cacchiamo tutte quante. E cacche. Ecco. Melone e cacche. Cacche, ti piacciono le cacche? Non mi piacciono le cacche. Poi la patata, guarda, la patata. Camarata, ci sono le barbecue. Il barbecue, sì. Le barbecue, le Barbie. Sì, che si fanno queste al forno e ce le possiamo mangiare tranquillamente. A forno, sì. Melone, cacchi e patata. Bello, speriamo che ne vengano intossicazioni. C'è Giacomino, io le cosce le portavo. Benissimo, ora io ti ho fatto una sorpresa, perché non poteva essere con le cosce di pollo. Noi ce ne andiamo a Cammarata solo con le cosce di pollo. Io ho comprato 1,5 kg di salsiccia, ne venne 1,75 m. Te vai a mogliere, te la porta, guarda. La salsiccia? E mettimi le mezze cosce. No, non dica queste cose. La salsiccia, la faccio che a mia moglie ci piace. Siccome non so dove mettere, che siamo troppo imbrogliate, ci si mette in mezzo le cose. Sì, ho capito, basta, va bene. Va bene, non poi si preoccupi. Non si preoccupi. Tranquilla. Santina, l'hai presa la macchina fotografica? Ma che cosa dobbiamo fare con la macchina fotografica? Abbiamo tanti di fotografie, abbiamo l'album di quando ci siamo sposati. Ma gli ho detto di prendere una macchina fotografica perché praticamente lei prima si indoletta tutta, si lava di tutta e si va a scordare la macchina fotografica. Come noi dobbiamo fare 4 fotografie. Santina, ci facciamo 4 fotografie. Ma cosa deve fare con le fotografie? Vabbè, non fa niente. Montagna con il vento che gli soffia e gli svolazza la gonna, minchia, ci faccio una fotografia
no tafanario e facciamo il calendario della Pirelli con il bel panorama. Che dicessi che fare? Il panorama del Cammarata è stupendo, guarda. E se ci mette al lato un tafanario d'India, siamo precisamente a il cavallo. calendario della Pirelli. Il calendario della Pirelli che fare a Sosoro. Sì. Sì, fa mettere quella coscia a una coscia. No! Sì, c'è un guardaito tafanario. La va a guardare. C'è un calendario, facciamo gennaio, febbraio, qua marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, nero. Come se ottobre, novembre, dicembre. Tu mi guardi? Sì. Guarda. La vedo. Sì, l'ho visto. No, io ho tutti gli attributi. Sì, quale attributi? Sì, ne ho tutte le doti. Ah, tutte le doti. Sì, mia madre mi ha fatto un baule pieno. 7 settimane e mezzo, 7 settimane e mezzo, 8, 9, aspetta. 9 erano, 9 settimane e mezzo. No, noi ne facciamo 7 perché non già facciamo più. Non abbiamo più le forze. Arriva a 7 e mezzo lei. Arriva a 7 e mezzo, facciamo A 7 e briscola, mezzo. scopa, Sì, a come? briscola, che 7 e mezzo. 7 e mezzo, D'oro? il poker ce dobbiamo, a 4 dobbiamo. Se no, sai che ti dico, ci facciamo lo scopone scientifico. No, lasci perdere. Sì, lo scopone, io Lasci perdere con questi Santino, lo discorsi. scopone ci dobbiamo Ma no, fare, lasciate Santino. perdere. Vabbè, la saluto io. Ciao, Arrivederci. ora mi sono arrabbiato che non vado più da nessuna parte. Ma come? Tengo 4 e 4 da fanno. Tu mi hai rotto le scatole. È lo scopone. Ecco, lo scopone ce lo facciamo a casa. No. Omar, pure qua in garage mi viene a trovare. No, perché già parlammo prima. Ah, già parliamo prima. Perciò Omar è Omar. E te l'ho portato, guarda. Addirittura. Tieni, ti ho portato. No, adesso addirittura. Vai. Vai.